Abbiamo concluso da poco l'intervento qui, il nostro rodendo che è giunto tra l'altro alla fine all'Istituto Sandrinelli di Trieste. Ringraziamo la professoressa Tucci che ci ha permesso e ci ha presentato di essere qui oggi e i ragazzi che come sempre anche questa volta hanno dimostrato un grande interesse e una grande partecipazione. Bravi e grazie a tutti. Buongiorno, per me è la prima volta che do un contributo in questa associazione, l'ho conosciuta tramite social network, sono affetta da questa malattia e credo sia molto importante perché ai miei tempi avessi potuto assistere a incontri così nelle scuole, probabilmente mi sarei accorta di prima di insomma, quello che mi stava succedendo, quindi molto molto interessante. Anche per me è la prima volta, sono contenta di aver conosciuto questa associazione e tramite sempre social network e anch'io sono affetta da questa malattia. È stato molto emozionante rivedermi in questi video, in queste slide e vedere però la partecipazione attiva di questi ragazzi, giovani ma secondo me pronti e nella giusta strada per andare a cercare di creare qualcosa di meglio nel nostro futuro. Quindi contentissima. Ciao, anch'io ho l'endometriosi, è la prima volta che partecipo a questo tipo di incontri e approfitto per ringraziare l'associazione, la presidente Sonia, la dottoressa Buonomo e tutte le ragazze che ogni giorno si impegnano per far conoscere questa malattia e per fare in modo che le ragazze un domani abbiano più facilità per capire di cosa soffrono. Grazie.